Sono Valeria Filì, Principal Investigator del progetto di ricerca Livable. Livable è un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale. Il titolo esteso è Labor as a Driver of Sustainable Development ed è finanziato sulla linea di finanziamento PRIN Bando 2020 dal Ministero dell'Università e della Ricerca. A questo progetto, che ormai si sta concludendo dopo 3 anni, hanno partecipato 4 atenei italiani, quindi 4 gruppi di ricerca che afferiscono a questi 4 atenei: l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università degli Studi di Macerata. Il programma PRIN ha lo scopo di sostenere la ricerca di base delle università italiane e finanzia progetti che per la loro complessità e la loro natura molto spesso sono progetti che vedono proprio la collaborazione tra più ricercatori e ricercatrici collocati anche in diversi atenei e quindi un network di ricerca abbastanza numeroso e complesso. Inoltre, nel nostro caso specifico, il progetto è un progetto inter e multidisciplinare. Infatti, sebbene la trazione sia certamente lavoristica, perché il grosso dei collaboratori e collaboratrici afferisce all'area del diritto del lavoro, abbiamo anche colleghi e colleghe che sono afferenti ad altri settori scientifico-disciplinari, come il diritto amministrativo, il diritto commerciale, il diritto privato, il diritto internazionale dell'Unione Europea, la filologia germanica, l'antropologia e l'economia politica. Le unità di ricerca sono composte da ricercatori strutturati e anche da ricercatori che sono stati reclutati ad hoc per il progetto. Trovate tutti i nomi dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici sul sito del PRIN Livable, che è semplicissimo da trovare, basta digitare il nome del progetto, quindi prinlivable.uniud.it. Voglio ringraziare i colleghi che mi hanno accompagnato in questo percorso, in questa avventura, che sono i colleghi capofila dei vari gruppi di ricerca, quindi il responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Marco Biagi, il professor Michele Tiraboschi, la responsabile scientifica dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento Ionico, la professoressa Maria Teresa Caputi Jambrenghi, e il responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, il professor Filippo Olivelli. Io sono la responsabile, oltre che di tutto il progetto, anche dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche. I collaboratori e le collaboratrici, quindi i ricercatori e le ricercatrici che hanno lavorato per oltre 3 anni a questo progetto, hanno realizzato tutta una serie di pubblicazioni, quindi trovate i prodotti delle nostre ricerche sul sito in un elenco molto corposo che può essere utile per poter ricercare questo materiale sulle riviste scientifiche oppure in tutta una serie di volumi che trovate nelle migliori biblioteche italiane e certamente nelle biblioteche degli atenei italiani. Ci sono poi delle pubblicazioni che voi troverete nell'elenco indicato già messe in grassetto, quindi in rilievo. Ebbene, queste pubblicazioni sono immediatamente scaricabili, quindi potete tranquillamente cliccare sul titolo della pubblicazione e scaricare il testo. Si tratta di prodotti direttamente open access, quindi che nascono ad accesso aperto, in cui potete trovare tutta una serie di interessanti approdi, in particolare dei nostri giovani ricercatori e ricercatrici. Il progetto è un progetto molto articolato, ogni unità di ricerca si è occupata di un segmento del progetto, ma insomma diciamo che nel suo complesso il progetto di ricerca parte dalla considerazione della centralità del lavoro all'interno dei numerosi obiettivi che si è data l'ONU con l'Agenda 2030, e quindi l'idea è quella di rileggere
i vari obiettivi e i vari goal dell'Agenda ONU 2030 dall'angolo prospettico dell'obiettivo numero 8, che è quello dedicato al lavoro dignitoso e alla crescita economica. Abbiamo deciso poi di aprire le nostre ricerche e i nostri approdi scientifici alla comunità in senso ampio, e quindi abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative seminariali, convegnistiche, che potete trovare indicate sul nostro sito, e molte di queste attività di disseminazione dei risultati delle ricerche e di terza missione sono state videoregistrate. Inoltre abbiamo anche deciso di realizzare una serie di piccoli video, brevi video e brevissimi podcast per poter comunicare a tutte le persone interessate e curiose, diciamo, le idee, gli spunti, le suggestioni più importanti che riguardano il nostro percorso di ricerca. Ecco quindi che potrete trovare un ciclo di video e di podcast che possono essere molto utili per approfondire degli aspetti, per chiarire certi dubbi oppure per sollevare ulteriori domande, quindi possono essere un punto di arrivo o un punto di partenza per quello che riguarda il soddisfacimento delle vostre curiosità, della vostra sete di conoscenza. Devo ringraziare i dipartimenti che ci hanno sostenuto e ci hanno appoggiato e ci hanno consentito di poter gestire questo complesso progetto e di realizzarne gli obiettivi. Devo anche ringraziare tutti i ricercatori e le ricercatrici strutturate e reclutate appositamente per questo progetto, che ci hanno consentito di aumentare il livello di conoscenza e di realizzare tutta una serie di obiettivi che ci eravamo preposti e che diventano ovviamente un punto di arrivo per quello che riguarda il nostro progetto, ma un nuovo punto di partenza individuale, perché ciascuno di noi trae altri spunti per ulteriori percorsi di ricerca, e collettivo, perché abbiamo creato un bellissimo network di collaborazione tra atenei, dipartimenti e ricercatori e ricercatrici. Infine, un ringraziamento speciale ai miei preziosissimi compagni di viaggio, cioè i responsabili dei gruppi di ricerca con cui abbiamo lavorato intensamente per coordinare, gestire e progettare tutte le diverse attività. Ringrazio tutti voi che siete interessati al nostro progetto e curiosi di cominciare a cogliere alcuni aspetti delle nostre attività. Quindi auguro a tutte voi e a tutti voi un buon ascolto e una buona visione.